Questa settimana siamo a Badia Polesine. Badia Polesine è la città forse più importante dal punto di vista storico di tutto l'Alto Polesine. Siamo davanti all'abbazia della Vangadizza, un'abbazia che risale più o meno all'anno 1000, importantissima dal punto di vista storico. Però abbiamo conosciuto un sacco di cose, abbiamo conosciuto il rugby, abbiamo conosciuto il CRAB, che è un'associazione di volontariato per anziani importantissima che è questa, il Teatro Balzan e tantissime cose di questa città che adesso andiamo a conoscere attraverso anche le interviste con il sindaco e i cittadini, un po' riservati ai cittadini, abbiamo fatto veramente un po' fatica a intervistarli, ma comunque andiamo. Con Giovanni Rossi, sindaco di Badia Polesine, secondo mandato. Badia Polesine è una città storicamente importante, una città che è di frontiera. Come sono gli abitanti di Badia, sindaco? Ma devo dire che ultimamente c'è stata una certa evoluzione del tessuto sociale del mio paese. Naturalmente ci sono ancora e resistono delle famiglie storiche, ma c'è stata una profonda immigrazione perché fortunatamente a Badia c'è da lavorare, a Badia c'è il polo scolastico e quindi ha fatto sì che negli ultimi decenni ci sia stato un cambiamento del tessuto sociale appunto di Badia. Devo anche dire, e questo è un dato molto importante, che siamo uno dei pochi comuni della provincia di Rovigo che continua ad aumentare il numero degli abitanti e anche ho fatto il consuntivo 2025 e siamo cresciuti di altri 40 unità, quindi attualmente siamo attorno ai 10.200 abitanti. Badia è una cittadina abbastanza tranquilla, quindi ovvio potrebbe migliorare, potrebbe fare molti più investimenti, capiamo che le risorse sono ridotte, però potrebbe inserirsi in un circuito di turismo lento che in Polesine non è ancora decollata come idea e avendo molti collegamenti stradali potrebbero crearsene ulteriori, magari anche proprio con questa tipologia di circuito lento, di turismo, di una vita più lenta, tranquilla e rilassata. Badia è un punto di riferimento per tutti i paesi più piccoli che gravitano attorno, paesi con 1000 abitanti o poco più. Sì, certo, è uno dei centri più grandi in cui sicuramente per impostazione antica ruotavano attorno altri piccoli centri, questo si è mantenuto. Tu abiti da poco a Badia, come la trovi come città, venendo poi tra l'altro tu da Milano? Sembra carina per quello che ho visto, ben fornita nei dintorni. Il salto da una metropoli come Milano a un paese come Badia, com'è stato per te? È uguale, mi ha dato ovunque. Ecco, venendo a Badia si respira aria di storia. Questo ha inciso un po' nell'anima dei badiesi. Ma credo di sì, credo anche che non solo questa amministrazione ma anche quelle precedenti hanno sempre investito in cultura. Devo dire la capacità che abbiamo avuto di rendere ancora abitabile ed agibile l'abbazia della Vangadizza, che era chiusa da decenni, sia stato un dato assolutamente importante. L'aver riaperto il Teatro Balzan altrettanto, noi facciamo una bellissima rassegna di attività culturali molto importante nell'autunno e poi ne facciamo una amatoriale che è appena iniziata e poi va fino a marzo, quindi da ottobre ad aprile noi abbiamo una rassegna teatrale veramente molto importante. E anche e soprattutto il Museo Baruffaldi. Il Comune di Badia ha ottenuto un finanziamento di 1.070.000 euro dal Ministero, completamente a fondo perduto, che copre tutta la spesa e siamo stati 5 comuni in tutta Italia, quindi il valore culturale del nostro paese è stato riconosciuto anche dal Ministero. L'abbazia della Vangadizza rappresenta uno dei monumenti più importanti di Badia Polesine e dell'intera provincia di Rovigo, un luogo carico di storia che affonda le proprie radici attorno all'anno 1000. La posizione strategica rese l'abbazia un punto di controllo e di osservazione fondamentale lungo il corso del fiume, attirando ben presto l'interesse di imperatori e pontefici. Il primo grande donatore fu Federico I Barbarossa, che concesse importanti privilegi al monastero, seguito poi da numerosi papi. La Vangadizza divenne una vera e propria diocesi, l'abate aveva titolo di vescovo e rispondeva unicamente al Papa. Tra i principali benefattori spicca Azzo II d'Este, sepolto proprio qui. Dalla sua unione con Cunizza di Altdorf di Baviera nacque la stirpe che nel tempo darà origine all'attuale casa regnante d'Inghilterra. Tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo arrivarono gli abati commendatari, spesso nobili veneziani, vescovi e cardinali. Dopo l'arrivo del vescovo di Adria e la fine del ruolo dell'abate vescovo, nel 1797 Napoleone conquistò il territorio e l'abbazia passò ai nobili francesi d'Espagnac. La proprietà rimase ai discendenti francesi fino al 1980,
quando fu venduta a privati. Nel 1985, infine, l'abbazia della Vangadizza venne acquistata dal comune di Badia Polesine, che ancora oggi ne è proprietario, custodendo uno dei più preziosi simboli della storia polesana. Badia, dal punto di vista delle infrastrutture, è molto ben coperta: 2 autostrade, una superstrada. Questo cosa ha inciso per l'economia della città? Il grande sviluppo è stato dal punto di vista produttivo ed economico. A Badia non manca il lavoro, anzi, a Badia le aziende fanno fatica a trovare operai specializzati e una manodopera specializzata, soprattutto per quello che attiene le grandi multinazionali. Parlo di Zermatt, di Abafood, stesso Borsari, RPM, RB Technology. Abbiamo questo tessuto produttivo enorme, che devo dire anche che collabora ampiamente con l'amministrazione, soprattutto sull'ambito sociale. Badia è città molto importante economicamente, storicamente. Voi riconoscete il ruolo del capoluogo Rovigo? Ma io sono anche consigliere provinciale. Devo dire che questo distacco si percepisce, ma non è più che altro un distacco di distanza chilometrica, è proprio un distacco di atteggiamento e di approccio. Molto probabilmente il fatto di essere un paese di frontiera ci ha portato a confrontarci con altre realtà. Il Rugby Junior Badia Polesine è una realtà sportiva che affonda le proprie radici nel 1981 e che a distanza di oltre 40 anni continua a crescere puntando sui giovani, sul territorio e su una solida organizzazione. A raccontare la storia e l'evoluzione è Giovanni Pedrini, presidente della Rugby Junior Badia, società dedicata interamente al settore giovanile. A Badia oggi esistono 2 società, ci spiega Pedrini. Una che si occupa esclusivamente del settore giovanile, la Rugby Junior, e l'altra è la prima squadra, la Rugby Badia 1981, presieduta da Massimiliano Dolcetto. La Rugby Junior segue i ragazzi fin dai primi passi sul campo, dalle prime mete, bambini di 4 anni, fino all'Under 16, circa 130 tesserati, a cui si aggiungono gli Old, gli Over 35, che continuano a giocare per passione. Sono una quarantina, in totale circa 170 tesserati. La storia del rugby a Badia nasce grazie all'intuizione e alla passione del professor Benito Pegorari, insegnante di educazione fisica alle scuole medie. Insieme al preside dell'epoca e ad alcuni imprenditori locali è stata fondata questa società. All'inizio si giocava nei campi dell'istituto Caenazzo, poi in via Roma, fino al trasferimento definitivo nei nuovi impianti sportivi comunali a metà anni 2000. Oggi la prima squadra milita in Serie A2, un campionato interregionale. Importante il vivaio costruito al Rugby Junior Badia. Il 70% degli atleti della prima squadra proviene da Badia appunto. È una squadra giovane con un'età media di circa 25 anni e c'è una collaborazione molto stretta con Rovigo. Una realtà, quella del Rugby Badia, che continua a crescere nel segno della formazione, della passione e dell'identità territoriale. Voi siete stati fra i primi paesi della provincia di Rovigo a avere un afflusso di immigrati, quindi avete già immigrati di seconda e forse di terza generazione. La convivenza com'è? Perché di solito è la seconda generazione che non riesce ad integrarsi completamente. Voi avete superato questo problema o è un problema che avete anche voi? No, purtroppo è un problema che abbiamo anche noi. Abbiamo anche noi questo problema proprio per questa analisi sociologica che lei ha appena fatto. La seconda generazione molto probabilmente vuole ribadire fortemente le proprie origini, numericamente comincia a essere rilevante e questo li porta ad essere non dico una etnia a sé stante, ma avere le proprie ragioni e anche se vogliamo anche il proprio aspetto socioculturale da poter ribadire. Devo dire anche una cosa, che dove c'è lavoro c'è anche un grande turnover di queste persone, perché naturalmente abbiamo tra virgolette un problema di ospitalità, non è sempre un problema di residenzialità.
la legge consente a queste persone di ospitare parenti, amici o persone che vengono a lavorare. Ecco, da questo punto di vista io credo che anche la normativa nazionale dovrebbe essere un po' più precisa. Molto probabilmente a fronte di una percentuale di circa il 2-3% di ospiti, noi abbiamo un sottobosco di persone non censite che invece frequentano il paese di Badia, e questo spesso provoca qualche problema. Quando c'è la salute e 2 o 3 valute si sta sempre bene. Dice che un soldino Non solo di Badia comunque. da Salvatore come la trova sta città? È molto accogliente, dai, la gente è buona, si comporta bene, a parte qualche cosa, ma comunque tutto sommato va molto bene. Anche molti servizi, quindi è una città che ti offre molto. No, per quelle a posto come cittadino. Io vengo da fuori, quindi vengo spesso a Badia perché è accogliente come cittadina. Paese come tanti altri, insomma, dopo se uno vuol trovare la magagna la trova comunque, come credo in tutti i paesi. Ecco, una città che comunque offre un sacco di servizi, a differenza anche delle città vicine, le scuole, eccetera. Questo fa la differenza ed è un punto di riferimento per gli altri paesi? Sicuramente credo di sì, perché insomma vedo che anche tanta gente da fuori, appunto per le scuole, frequentano Badia, quindi insomma credo sia un paese che offre, insomma, i servizi non mancano, insomma. E dal suo punto di vista com'è Badia? Beh, io la vivo poco perché lavoro ancora, quindi però come servizi, come negozi, come c'è ancora qualcosa da riuscire a gestire la propria vita. E secondo lei dovrebbe inglobare anche gli altri paesi Badia? Beh, lì non saprei sinceramente, perché ancora ci sono tanti paesetti limitrofi che piano piano si stanno spostando comunque sempre verso più al centro. Come interpreta lei il ruolo di sindaco e cosa rappresenta il sindaco in una città o in un paese? Il sindaco credo sia dal punto di vista istituzionale l'unica figura veramente riconosciuta, cioè la gente riconosce il Presidente della Repubblica e il sindaco, in mezzo c'è il nulla. Se lei chiede a qualsiasi cittadino in piazza Badia, a meno che non sia un addetto ai lavori, chi è il consigliere regionale di riferimento della nostra provincia, oppure l'assessore, oppure l'onorevole o il deputato o il senatore eletto nel nostro collegio, non lo sanno. Quindi questo cosa vuol dire? Che questa forbice tra la rappresentanza locale e la rappresentanza sovraordinata, che sia provincia, che sia regione, che sia Stato, si sta allargando sempre di più. Per cui il sindaco diventa purtroppo anche lo sfogatoio delle frustrazioni della gente. Questo da un punto di vista sociale è comprensibile, da un punto di vista personale diventa difficile da gestire. Ecco, questo i nostri legislatori dovrebbero capire, e quindi ancora una volta ci vuole un ente intermedio che è la provincia, con cui condividere almeno queste frustrazioni. Il teatro sociale Eugenio Bazzan rappresenta uno dei simboli più preziosi della storia culturale di Badia Polesine. La sua nascita risale al 1812, quando il concittadino Bartolomeo Dante ne promosse la costruzione, sostenendone interamente le spese. L'obiettivo era quello di creare un luogo di incontro, convivialità e crescita sociale per la comunità locale, un ambiente capace di unire spettacolo e partecipazione civile. Nel 1836 il teatro passò alla Società dei Palchisti, che ne divenne proprietaria e gli attribuì ufficialmente la denominazione di teatro sociale, rafforzandone così il ruolo di punto di riferimento per la vita pubblica del paese. Un momento cruciale della sua storia arrivò nel 1855, anno di un importante intervento di ristrutturazione che conferì all'edificio l'aspetto architettonico che ancora oggi lo caratterizza. Proprio l'architettura del teatro è uno degli elementi più affascinanti. Secondo la tradizione orale, in assenza di documentazione ufficiale, il progetto sarebbe stato affidato a Giovan Battista Meduna, celebre architetto veneziano incaricato della ricostruzione del teatro La Fenice dopo il devastante incendio del 1836. Un'ipotesi suggestiva che ha portato il teatro sociale di Badia a essere affettuosamente soprannominato la Piccola Fenice, sottolineandone il valore artistico ed il legame ideale con uno dei tempi mondiali dell'opera. All'interno del ridotto del teatro è inoltre possibile ammirare la collezione di Eugenio Balzan, composta da quadri di grande pregio. Le opere di proprietà della Fondazione Internazionale Balzan, Fondo di Zurigo, sono state concesse in comodato d'uso gratuito al comune di Badia Polesine nel 1214 e collocate provvisoriamente proprio negli spazi del ridotto, arricchendo ulteriormente l'offerta culturale del teatro.
provincia di Rovigo, sia in regione che sul nazionale, è poco rappresentata anche per una questione di numeri. Questo cosa sta penalizzando la nostra provincia? Noi siamo una contraddizione, viviamo una contraddizione continua, cioè siamo stati il paese dei comuni e abbiamo una tradizione campanilista di questo tipo, però siccome la demagogia ci porta a ridurre il numero dei parlamentari a costo invariato, perché se noi andiamo a vedere i costi attualmente del Parlamento sono esattamente quelli di prima e quindi andiamo a perdere rappresentanza. Ma se io già faccio fatica a relazionarmi con il comune di Baruchella, che è qui a 3 km senza soluzione di continuità, come faccio a pensare di non essere rappresentato a Roma o a Venezia? Torno a dire, c'è un sistema che deve essere rivisto e non dobbiamo più correre dietro la demagogia e la pancia della gente. Riccardo Dalben, presidente del CRAB. Cos'è il CRAB? Il CRAB è un centro ricreativo anziani badiesi, APS come associazione. È un ritrovo di anziani, ma non solo anziani, perché noi facciamo anche tanti altri servizi e tanti altre opportunità. Chi viene nell'interno di questo circolo trova la possibilità di giocare a carte, di giocare a biliardo e poi anche c'è la possibilità di andare a fare del turismo. Oltre che il turismo noi facciamo anche attività motoria, facciamo anche le terme a Montegrotto Terme, facciamo anche dei soggiorni al mare, soggiorni in montagna e andiamo anche a San Martino del Castrozzo, che è il periodo estivo e il periodo invernale, oltre che il turismo in tutta Italia. Quest'anno è il programma che abbiamo già scritto, andiamo anche a Ischia, andiamo a Sisi, andiamo a Firenze, andiamo a Milano e andiamo in tanti altri posti, perciò siamo in totale 15 viaggi col pullman. Inoltre andiamo anche all'Arena di Verona a vedere l'opera di Nabucco e dopo andiamo a vedere Notre Dame e dopo andiamo a vedere Renato Zero e poi c'è anche in programma altre gite ancora. In più chi partecipa e chi si tessera al CRAB trova anche delle convenzioni con delle aziende di Badia Polesine. Cito una delle tante, cito Borsari, cito anche il BioShock e cito anche BioAnalisi che troveranno disconti. Inoltre a queste aziende trovo anche sulla farmacia di Badia Polesine c'è uno sconto del 10% a tutte le medicine da banco che possono trovare presso le farmacie di Badia Polesine. E quanti soci siete? O quanti iscritti avete? Nei soci nel 2025 abbiamo chiuso con 1100. Nel 2026 speriamo di superarli. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight, stop living. Fra 10 anni come vedi Badia? Beh, intanto la vedo ancora sopra i 10.000 abitanti, che è un dato importante dal punto di vista finanziario. La vedo con i risultati di tutto quello che stiamo investendo in questo momento, quindi con una infrastruttura molto importante dal punto di vista turistico, con una offerta turistica importante, con il completamento dell'abbazia, con il teatro che funziona, con il museo per fare rete con gli altri musei, con un tessuto produttivo molto importante e con un polo scolastico che funziona benissimo come sta funzionando adesso. Mi auguro, e questo è un altro aspetto, che si possa prolungare la superstrada fino almeno alla Romea, perché così anche un cittadino di Badia può arrivare sul delta del Po senza incorrere in 12 autovelox piuttosto che in 1 ora e 3/4 di strada. Grazie Sindaco. Grazie a voi. Puntata finita, Badia ci è piaciuta moltissimo, abbiamo sottolineato l'importanza e la valenza storica di questa città. Da Leandro Maggi, come sempre, è un piacere stare con voi. Ciao ciao.